Siamo qui con Francesco Maria Rossini, centrocampista dei Warriors, oggi usciti sconfitti nel derby. Cosa è mancato? Sicuramente la squadra ospite ha meritato questa partita, abbiamo cercato di affrontarla a viso aperto, purtroppo 2 autogol pesano su quello che è stato poi il risultato, però insomma l'importante è migliorarsi sempre e cercare poi di raggiungere l'obiettivo che quest'anno sicuramente cercare di salvarsi e arrivare più in alto possibile. L'approccio dopo la fine del primo tempo era stato comunque buono, forse è proprio qualcosa da cui ripartire per la prossima partita? No, sicuramente è stato un approccio positivo, purtroppo tante disattenzioni, poi ci siamo un po' disamalgamati e quindi alla fine la squadra avversaria ha avuto la meglio. Sconfitta che comunque tiene, almeno per il momento, i Warriors abbastanza relegati sul fondo della classifica. Siete fiduciosi? No, sicuramente siamo fiduciosi, la classifica alla fine è abbastanza corta. Oggi se avessimo vinto saremmo arrivati circa a metà classifica, quindi alla fine noi ci crediamo insomma, rispetto a questa salvezza. Diciamo che l'unica cosa che vorrei dire in generale di questa partita è ringraziare sia noi che loro, perché insomma è stata una partita corretta e la sportività ha regnato sovrana. E questo è anche lo slogan di questa Lega Calcio Collinale, quindi fa sicuramente piacere vedere che anche le squadre partecipanti sentano questo motto, questo obiettivo. Grazie mille. Siamo qui con Simone Pian, presidente oggi in veste di allenatore del San Gottardo. Come è andata oggi? Buonasera a tutti. Direi che è andata molto bene. Derby storico questo tra San Gottardo e i Warriors. Sono degli amici, però insomma in campo c'è sempre una rivalità bella combattuta. È andata bene, insomma, è stata una vittoria sofferta perché maturata nel primo tempo con un risultato di 2-1 e poi complice anche l'infortunio del loro portiere siamo riusciti a arrotondare il risultato sul 4-1 finale. È una vittoria che mancava da tempo, quindi ci siamo tirati un po' fuori dalle sabbie mobili, quindi siamo molto contenti. Vittoria che appunto dà respiro dopo un inizio di secondo tempo complicato. È stata forse proprio l'episodio del terzo gol che ha chiuso definitivamente la partita. Sì, a onor del vero appunto va detto che è stato un gol, è stato un infortunio da parte loro perché il portiere purtroppo non poteva parare, quindi diciamo è stato un gol abbastanza fortuito, assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi.